Mentre la destra veneta sta discutendo di nomine, noi vogliamo parlare di sicurezza del lavoro e di morti sul lavoro. L'abbiamo fatto con Monica, la madre di Mattia Battistetti, morto a 23 anni sul lavoro. Era giovane, era pieno di vita, aveva un sacco di passioni, è andato al lavoro e non è tornato a casa. Ma l'anno scorso in Italia 1093 persone sono morte sul lavoro e ci sono stati 600.000 infortuni, una vera e propria guerra. Il Veneto ha un primato con 111 morti. Abbiamo voluto parlare di questo tema con Monica, la madre, con Giuseppe, il padre, ma anche con la CGIL, perché crediamo che la politica debba dare risposte. Una delle risposte è la proposta di legge sugli appalti, dove muore il 67%, cioè quasi il 70% dei morti sul lavoro, e siamo qua per sostenere sia la raccolta di firme e poi in Parlamento perché venga approvata. Il ricordo di mio figlio è ogni giorno, lo ricordiamo, lo porto nel cuore, lo abbiamo identificato nel volo di una farfalla bianca. L'impegno che stiamo portando avanti è il processo penale, durato 5 anni, 23 udienze, una sentenza che non ci ha pienamente soddisfatto in quanto il giudice ha assolto le 3 parti datoriali e condannato a 1 anno e 6 mesi 2 ingegneri e il gruista. Noi capiamo la mole di lavoro del giudice perché ha chiesto un rinvio per le motivazioni di altri 90 giorni, quindi 180 giorni siamo in attesa delle motivazioni. Capiamo la mole di lavoro, però vi assicuro che quello che stiamo portando avanti e che stiamo aspettando ormai da 5 anni è una croce tanto forte. Continuano a esserci, nonostante si continua a parlarne, si cerca di fare cultura anche nel mondo del lavoro con i lavoratori e le lavoratrici, però i numeri continuano a essere alti e soprattutto sembra sempre che ci sia uno zoccolo duro che non riusciamo a scardinare. Lei parlava di paura di denunciare. Sì, perché oggi c'è questo sistema, soprattutto lì dove c'è lavoro precario o lavoro a termine, c'è la difficoltà da parte del lavoratore o della lavoratrice di denunciare anche situazioni gravi di sicurezza perché hanno paura di stare a casa e non hanno il lavoro poi per sopravvivere. Il sistema degli appalti è molto cresciuto nel nostro paese ed è passato negli ultimi 20 anni da 1 a 3,1 milioni di persone. Nel sistema degli appalti accadono il 67% degli infortuni gravi e mortali e quindi è sotto la nostra attenzione. Noi vorremmo affrontare questo tema con una proposta di legge complessiva in grado di garantire diritti e tutele a queste persone al pari delle tutele e dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese committenti. Questo obiettivo ci permetterebbe di ridurre sensibilmente il numero di infortuni mortali e gravi nel settore, che è determinato proprio da questa catena di subappalto, da una diluita responsabilità dei committenti e da tempi di realizzazioni e quantità di personale impiegato limitati e inferiori proprio per poter ridurre i costi. Cioè si appalta per ridurre i costi, però si rischiano maggiori infortuni, occorre dare stesse garanzie e tutele alle lavoratrici e lavoratori del sistema degli appalti.